Già nel giorno del debutto di Triton, l'operazione di controllo di Frontex della frontiera a sud dell'Europa da parte dell'Unione Europea, erano continuati gli sbarchi in Italia, mentre nel Mediterraneo sono in corso gli aggiustamenti delle forze europee anche sulla catena di comando che porteranno alla chiusura definitiva del dispositivo Mare Nostrum in 2-3 mesi. Gommoni e carrette del mare continuano a solcare il canale di Sicilia carichi di migranti. Nonostante il mare forza 4 con onde altre oltre 4 metri, la Guardia Costiera ha completato ieri sera il soccorso di 35 migranti, algerini e tunisini, che erano a bordo di un barchino avvistato da un peschereccio a 25 a sud-ovest di Lampedusa. I migranti sono stati trasferiti a bordo di una motovedetta che, nonostante il mare grosso, è riuscita ad attraccare a Lampedusa poco dopo le 22:30. Al soccorso ha partecipato anche una seconda motovedetta della stessa Guardia Costiera, che ha fornito assistenza durante il trasferimento dei migranti a bordo dell'altra unità. L'operazione europea Triton prevede il presidio dei confini di Schengen fino al 30 miglia dalle coste davanti a Sicilia e Calabria. Nella zona sono già operativi 2 aerei, uno di Malta e uno della Guardia di Finanza italiana, una nave della Marina Militare e una motovedetta della Guardia di Finanza. Il dispositivo completo, messo a disposizione da Frontex, 2 navi d'altura, 2 navi di pattuglia costiera, 2 motovedette, 2 aerei e un elicottero, sarà schierato nei prossimi giorni quando i mezzi provenienti dagli altri paesi dell'Unione Europea avranno raggiunto le 2 basi operative di Porto Empedocle e Lampedusa. Il centro di coordinamento internazionale di Triton è nella base aeronavale delle Fiamme Gialle a Pratica di Mare. Anche questo, come la chiusura di Mare Nostrum, non andrà a regime nei prossimi giorni. Con l'operazione Triton abbiamo finalmente ottenuto il far scendere in mare l'Europa. Ora puntiamo al secondo obiettivo, che è quello di realizzare campi profughi in Africa. Lo ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano nel corso del programma La telefonata di Belpietro su Canale 5. Il ministro ha ricordato che l'operazione Mare Nostrum è costata 114 milioni di euro in 12 mesi. Ora Triton costerà all'Italia 0 euro perché i 3 milioni di euro mensili di budget saranno pagati dall'Unione Europea.